4 anni e 8 mesi è quanto ha patteggiato Angelika Hutter per il triplice omicidio stradale avvenuto a luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore, in cui hanno perso la vita Marco Antoniello, il figlio di 2 anni Mattia e la nonna Maria Grazia Zuin, tutti di Favaro Veneto. Circa un mese fa, dopo la proposta di patteggiamento della procura, il marito di Maria Grazia e nonno di Mattia, contattato al telefono, aveva commentato così. Abbiamo già un ergastolo da scontarne altri, abbiamo già delle robe vergognose in Italia. La difesa dunque ha accettato la proposta di patteggiamento presentata dalla procura, ma bisognerà attendere il 15 ottobre per la lettura del dispositivo e la decisione della misura di sicurezza da applicare nei confronti della donna, attualmente in libertà vigilata in una struttura psichiatrica del Veronese, da cui è seguita anche con terapia farmacologica e grazie a cui sta iniziando a rendersi conto di ciò che ha fatto. Il pubblico ministero ha chiesto che la misura resti tale, ma la difesa ne ha chiesto il decadimento. Ora starà al giudice decidere. In ogni caso la donna non tornerà in carcere. A marzo infatti erano scaduti i termini della carcerazione preventiva alla Giudecca, poi la donna fu trasferita nella struttura sanitaria veronese. Le fu riscontrato uno stato di semi-infermità mentale e un elevato grado di pericolosità sociale. Ora ad attenderla ci sono altri 2 procedimenti, uno a Bolzano per il porto illegale di un martello in un centro commerciale, uno a Venezia per l'aggressione alle compagne di cella e agli agenti della polizia penitenziaria. Intanto la prossima settimana si chiuderà il caso, per cui le famiglie delle 3 vittime hanno ottenuto un risarcimento danni milionario.